eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite in studio Pier Antonio Belcaro, qua in veste di presidente dell'associazione Nord-Est Sud-Ovest di Mestre, perché Mestre è questa settimana il punto centrale della settimana europea dell'energia sostenibile, perlomeno per gli eventi che si organizzano appunto nel Veneto. Settimana europea che prosegue fino all'8 di giugno, è stata anticipata dagli Energy Days di Chioggia e Padova, poi ce ne saranno degli altri a Mogliano Veneto in provincia di Treviso. Allora, possiamo innanzitutto spiegare che cos'è l'energia, la settimana dell'energia sostenibile? La settimana dell'energia sostenibile è un'iniziativa voluta dalla Commissione europea per diffondere nella popolazione, negli operatori economici, nei media, negli amministratori pubblici una maggiore consapevolezza sull'uso responsabile che si può fare dell'energia, declinata nei due versanti che sono quelli dell'efficienza energetica, quindi del risparmio nei consumi, e che sono quello della diversificazione delle fonti di produzione dell'energia e quindi in particolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Ecco, cuore dell'iniziativa veneziana, che peraltro è stata riconosciuta anche a livello europeo come la meglio organizzata dopo l'esperienza di Bruxelles. Insomma, Bruxelles è la capitale dell'Europa. Dicevo, cuore delle iniziative è il chiostro del cosiddetto centro di rigenerazione urbana che sta nascendo nell'ex distretto militare di Via Poerio a Mestre. Lo dico perché è anche un'opportunità in più per vedere un'interessante operazione di recupero appunto cittadino. Detto ciò, tre mi pare siano i focus su cui si articola l'iniziativa veneziana, anche se a livello europeo il focus indicato come prioritario è quello della mobilità. Il primo focus, in ogni caso, su cui è stata posta l'attenzione è quello della edilizia sostenibile. Sì, quello dell'edilizia è un settore molto energivoro, sia per quanto riguarda la fase della costruzione, ma anche per quanto riguarda la fase della gestione delle abitazioni o degli uffici, che sono ovviamente appunto dei consumatori primari di energia, e quindi è importante tutti gli sforzi che sono stati fatti in questi anni, dall'introduzione dell'APE, l'attestato di prestazione energetica per gli edifici che sono soggetti a compravendita o per gli edifici di nuova costruzione, alle politiche che sono state messe in campo per agevolazioni fiscali per gli interventi sulle abitazioni. Tutto questo fa sì che anche il nostro Paese abbia raggiunto degli obiettivi importanti di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, e che quindi si sia riusciti anche a livello europeo ad avvicinarsi e a superare poi entro il 2020 quella soglia che era stata posta ancora con gli accordi del cosiddetto 20-20-20, ossia la riduzione dei consumi del 20%, lo sviluppo delle fonti rinnovabili fino a raggiungere il 20% della produzione totale e la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera. Adesso invece sono in preparazione gli obiettivi per il traguardo del 2030, che vedranno rispettivamente questi valori passare al 27 e al 27 per l'efficienza energetica e per la diversificazione delle fonti rinnovabili, e ben al 40% della riduzione di CO2. Quindi in questo modo l'Europa si pone all'avanguardia a livello mondiale, seguendo appunto quelli che erano stati gli accordi della conferenza ONU di Parigi del 2015 nella riduzione della CO2 e quindi attività concrete per la lotta ai cambiamenti climatici. Detto che gli obiettivi insomma devono essere raggiunti se vogliamo comunque garantire una soglia di vivibilità ai nostri figli e ai nostri nipoti, l'impressione è che sul tema della sostenibilità si lavori molto di rincorsa, voglio dire, grandi principi a livello internazionale, poi la declinazione sul territorio trova non poche difficoltà e soprattutto va avanti a strappi. Della edilizia sostenibile si sta parlando molto in tempi recenti, anche perché con la crisi del settore edile e soprattutto con un'aumentata sensibilità rispetto al consumo del territorio si parla molto appunto di recupero dell'esistente e quindi anche recuperare in termini di sostenibilità ambientale. Ma credo che ad esempio sulla mobilità in effetti molto sia ancora da fare. Insomma, di pochi giorni fa la dichiarazione di Marchionne che dice che FCA adesso si dedicherà al solare, cioè voglio dire, alla mobilità via solare elettrica, o con diciamo, delle metodologie pulite. Insomma, però se ne parla da anni,
adesso solamente ci si sta arrivando. Ecco un'impressione condivisa. Sì, per l'edilizia dal punto di vista tecnologico era più facile introdurre delle soluzioni, dei materiali, degli accorgimenti che potessero avvicinarci a questi traguardi. Per quanto riguarda invece la mobilità, quindi i motori, non era così semplice, sia per motivi di costo, ma anche poi per motivi di allestimento di una rete di rifornimenti che sarà alternativa rispetto a quella delle fonti fossili. Onestamente ancora oggi, insomma, voglio dire, scegliere di andare con un mezzo elettrico è una scelta vocazionale, perché insomma, non è proprio facile fare il pieno. Esatto, però le varie case automobilistiche ormai stanno quasi tutte lanciando delle linee di e-mobility, di mobilità elettrica, e quindi nel giro di 10 anni, diciamo, ci sarà uno sviluppo significativo di questo tipo di mobilità. D'altronde non è che le case automobilistiche facciano beneficenza, cercano di fare profitti, però hanno capito un po' tutti che le emissioni anche di particelle inquinanti come il PM10 vanno drasticamente ridotte, visto che le stime dell'Agenzia Europea per l'Ambiente stimano appunto in 460.000 morti all'anno in Europa i decessi dovuti all'inquinamento atmosferico, dei quali 85.000 in Italia. Sono numeri molto rilevanti sui quali non si riflette a sufficienza, perché se paragoniamo che con gli incidenti stradali in Italia ci sono circa 3.000-3.500 morti all'anno, per l'inquinamento atmosferico ce ne sono 85.000, però ci concentriamo sui 3.500 e tralasciamo l'altro perché comporterebbe delle scelte, diciamo così, troppo impattanti anche sul sistema economico, però non è assolutamente un aspetto che va sottovalutato, quello della riduzione di questo inquinamento atmosferico e quindi lo sviluppo anche di forme di mobilità che in parte hanno preso piede. Pensiamo anche alla mobilità ciclabile. Una città come Mestre ormai ha il 20% degli spostamenti che sono effettuati con la bicicletta, quindi con un mezzo assolutamente non inquinante. Diciamo che le bici a pedalata assistita stanno vivendo un momento di grande sviluppo. Esatto, e anche lo sviluppo della rete delle piste ciclabili favorisce il raggiungimento di questi obiettivi. E la parziale chiusura dei centri storici alla circolazione veicolare lo stesso va in questa direzione e notizia così di queste settimane, molte città europee stanno pensando di introdurre dei limiti alla circolazione dei veicoli diesel che sono più inquinanti che non i veicoli. Tra l'altro nel 2022 dovrebbe essere sospesa a memoria la produzione di veicoli diesel, mi sembra. Mi sembra che sia ancora in discussione questo aspetto, però comunque se ne parla e comunque se viene preclusa poi la circolazione in determinate aree delle città, automaticamente crolla anche la richiesta di questo tipo di veicoli, evidentemente. Ecco, attraverso la settimana lei sicuramente ha avuto e ha molti rapporti anche con le amministrazioni locali. Giustamente si è citato come ci sia stata molta attenzione in tempi recenti rispetto alla ciclabilità, sono aumentate le piste ciclabili, la chiusura dei centri storici. Mi pare che a livello nazionale le auto elettriche godano di alcune agevolazioni dal punto di vista, ad esempio, del bollo, se ben ricordo. Ecco, però mi pare si stia facendo molto poco, ad esempio, sul problema delle ricariche di queste, cioè colonnine per ricaricare le auto elettriche all'interno dei centri urbani, insomma, sono da cercare col lanternino. Sì, colonnine ce ne sono ancora poche e c'è qualche iniziativa presso qualche centro commerciale, qualche ricarica anche per le bici, qualche ricarica per le carrozzine elettriche. Però evidentemente tanto è il lavoro che resta ancora da fare. Bisogna dire che molte amministrazioni locali hanno aderito al patto dei sindaci per l'energia sostenibile e hanno poi attuato quello che hanno scritto nei piani d'azione per l'energia sostenibile, quindi occupandosi della posa dei pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici comunali, della coinventazione, fare magari dei parcheggi con delle coperture con i pannelli fotovoltaici in modo da produrre energia. Hanno fatto parecchie azioni e c'è una buona sensibilità, abbiamo riscontrato da parte delle amministrazioni locali veneziane, ma venete in generale, anche italiane, insomma, su questo tema. Fra i temi al centro della settimana europea dell'energia sostenibile, almeno per quanto riguarda gli appuntamenti veneziani, ci sono anche i PAIS.
che per la gran parte di noi, devo dire, è un acronimo un po' sconosciuto. Cosa sono i PAES? I PAES sono dei piani d'azione per l'energia sostenibile redatti a livello comunale da parte di quegli enti che aderiscono al patto dei sindaci per l'energia sostenibile. L'accento nella parola PAES va messo sulla A, che vuol dire azione, cioè non sono dei piani così per raccontare come è stato il passato, ma sono dei piani dove si deve scrivere che cosa si vuole fare nel futuro, quindi quali azioni si intende portare avanti, appunto riqualificazione energetica degli edifici. Ogni comune ne ha uno? Sì, ogni dovrebbe avere uno. Ogni comune ne ha uno. Nella città metropolitana di Venezia ben 43 dei 44 comuni aderiscono al patto dei sindaci, quindi hanno fatto... Uno reprobo. Uno sì, reprobo, ma ha fatto già delle attività molto significative, che tra l'altro è il comune di Marcon. Però gli altri comuni, appunto, oltre a fare il piano, poi ogni 2 anni devono produrre un rapporto di monitoraggio sull'andamento delle azioni del piano e quindi devono rifare le stime delle emissioni. Si parte da un inventario di base delle emissioni e poi dopo 2 anni si fa un aggiornamento di questo inventario per vedere come le emissioni di CO2 in atmosfera si sono modificate grazie all'attuazione delle azioni previste dal piano. Grazie a Pier Antonio Belcaro, che ricordo essere il presidente dell'associazione Nord-Est Sud-Ovest, che sta promuovendo fino all'8 di giugno nel chiostro dell'ex distretto militare, così lo si chiama ancora, insomma, a Mestre in via Poerio, oggi centro di rigenerazione urbana, sta promuovendo appunto l'associazione gli appuntamenti della settimana europea dell'energia sostenibile. Nel chiostro 7 stand informativi e poi convegni per tutti i giorni. Grazie a Pier Antonio Belcaro, buon lavoro. Naturalmente la settimana grazie a tutti. Ha il suo focus a Venezia per quanto riguarda il Veneto, ma è presente in altre realtà sia regionali che nazionali. Grazie, alla prossima. Grazie.